Salute ai telespettatori, ospite di Teleacras di tema è il presidente della Fortitudo Basket Agrigento, presidente dell'Energy Group, Salvatore Moncada. Salvatore Moncada è appena reduce da una brillante affermazione sportiva della Fortitudo Basket nel campionato di Serie A2. È stata mancata di poco la promozione nella massima serie della pallacanestro italiana. La Fortitudo è stata sconfitta in gara 5 dalla Manital Torino. Una delusione ultima a fronte però di tante soddisfazioni precedenti che seminano bene il campo da arare e coltivare per una prossima stagione foriera di altrettanti risultati brillanti. Sì, sicuramente questo non era nei nostri programmi, era il primo anno che facevamo in A2, volevamo, come dire, fare bene, era inaspettato che potessimo raggiungere questo risultato, siamo arrivati ottavi nella stagione regolare, poi i ragazzi ovviamente hanno messo tanto cuore in questi playoff, a parte le loro qualità, però il cuore ha premiato molto questo loro impegno. E siamo giunti quasi fino a centrare il risultato. E sicuramente l'esperienza di quest'anno sarà, come dire, utile nei prossimi anni, sia per quanto riguarda la dirigenza, sia per quanto riguarda i giocatori, per fare meglio. Molto sportivamente Salvatore Moncada, in occasione della quinta partita, quando la Fortitudo Basket è stata sconfitta in trasferta a Torino, ha commentato subito a caldo: ha vinto la squadra più forte sul campo, la squadra che ha dominato nel corso dell'ultimo incontro. Sì, sicuramente Torino in termini sia di risorse che di giocatori aveva in campo sicuramente molto di più di quello che abbiamo noi, io direi almeno 3 volte più quello che abbiamo investito noi, e alla fine anche la maturità di alcuni giocatori importanti che facevano parte di quel team è venuta fuori. Noi forse abbiamo mancato l'opportunità, la partita in casa col pubblico che ci dava quel tocco in più per poter fare sicuramente un pochettino meglio, quello è stato secondo me l'errore che abbiamo fatto, ma in casa loro sapevamo che sarebbe stato estremamente difficile. Peraltro lei ha anche spiegato che la Manital Torino ha lavorato sulla promozione in Serie A, nella massima serie, nel corso dell'intera stagione agonistica, a differenza invece della Fortitudo Basket, che in un certo qual modo è stata colta di sorpresa rispetto all'ascesa dirompente durante la fase dei playoff. Ma sicuramente non era solo Torino, c'erano un paio di squadre del nostro campionato che da anni voglio dire, tentano di fare il salto, di salire in Serie A, perché ovviamente sono grosse città, Verona e Torino, hanno dominato il campionato, anche Brescia, hanno dominato il campionato, poi però alla fine per diversi motivi, o concentrazione, o preparazione fisica o altre cose su cui noi ovviamente probabilmente abbiamo lavorato molto bene, e hanno pesato, tant'è che noi Verona, che aveva fatto un campionato eccezionale, arrivata prima, ha perso solo 2 gare se non ricordo male, noi siamo riusciti a sconfiggerla e metterla fuori, quindi voglio dire, alla fine il gioco del basket è bello per questo, non è solo i valori in campo che ti premiano, ma ci sono altri valori che e altri fattori tecnici che tu devi mettere con grande attenzione e che alla fine fanno anche una buona parte del risultato. Ecco. Una domanda che è anche un buon auspicio. Anche l'Acragas Calcio, la scorsa stagione agonistica, ha mancato la promozione in Lega Pro all'ultima partita con uno spareggio. Poi l'anno successivo, quest'anno, ha centrato la promozione in Lega Pro. È ciò che succederà anche alla Fortitudo Agrigento il prossimo anno. Ma ovviamente è estremamente difficile poter dire una cosa di questo genere, o promettere qualcosa di questo genere. Sicuramente, come già l'abbiamo fatto vedere in un anno in cui non era programmato, la squadra ha fatto del proprio meglio per raggiungere quel risultato. Ci lavoreremo, le nostre risorse, ripeto, sono risorse di una città di estrema provincia, non di grossa città, ecco, da questo punto di vista.
e quindi, come ben comprendete, è un momento difficile per tutta la nazione dal punto di vista degli investimenti economici nello sport. Però sicuramente, voglio dire, città di dimensione come Bologna, dove c'è una tradizione notevolissima che sarà il nostro campionato, come Siena, che sapete cosa ha fatto fino a 2 anni fa, che sarà il nostro campionato, sicuramente avranno delle risorse finanziarie e economiche diverse, ma come si è potuto vedere però anche in questo scorcio di campionato, alla fine non è solo quello che dà determinate componenti, determinati valori. Sicuramente noi quest'anno abbiamo fatto passare un messaggio importante agli amanti del basket e dello sport in generale, che non basta solo dei pesanti investimenti da un punto di vista come dire, di giocatori, di organizzazione, ma ci vuole poi anche tanto voler ottenere quei risultati. Ovviamente questa è un'alchimia che nessuno sa poi che cosa esce mettendo i vari componenti, nessuno la può ipotizzare, e questo è un messaggio che, voglio dire, è venuto fuori. Molti intervistatori dicevano che il nostro è diventato quasi il campionato più bello, più di quello di A, perché in A ci sono squadre che giocano con 8 giocatori americani, che costano meno, sono più facili da trovare. In realtà il basket sta vivendo un momento di grande crisi. Noi tenteremo di fare il nostro meglio, sicuramente. Non è comunque mai così automatico il risultato. Se fosse così sarebbe bellissimo, ci sarebbe una formula e uno dice che in realtà sono tante le componenti. Noi riteniamo, ecco, che se il pubblico sarà come quello dei playoff e non come quello della prima parte dell'anno, se ci sarà da parte lo vedremo ora nella campagna abbonamenti che andremo a fare, ci sarà una propensione ad acquistare, a vedere quanta parte di questo seme che abbiamo gettato darà del frutto. Sicuramente questo ci darà anche maggiore, come dire, libertà di poter fare delle scelte magari un po' più ardite, ma questo, voglio dire, lo vedremo nei prossimi giorni, oggi non lo possiamo dire. Vi è una regola nello sport che poi è stata mutuata e applicata anche in altri ambiti della società, la politica ad esempio. La squadra vincente non si cambia. La Fortitudo Basket stagione 2014-2015 non può assolutamente essere considerata, a prescindere dall'ultimo negativo risultato, una squadra perdente. E allora adesso, in termini quasi di mercato, di assetto dei giocatori per la prossima stagione, la squadra subirà dei ritocchi, e se subirà dei ritocchi saranno delle modifiche particolarmente incisive, oppure l'assetto della stagione 2014-2015 in termini generali sarà riconfermato anche per il prossimo anno, date le valide prestazioni? Ma noi, questo è una cosa che chi ci segue lo sa benissimo, preferiamo mantenere sempre un certo gruppo dell'anno precedente, per diversi motivi, perché abbiamo conosciuto le persone, abbiamo visto il carattere, abbiamo visto le persone che si sono adattate al nostro territorio, che è bellissimo per alcuni aspetti, ma per altri aspetti diventa invivibile, e tutta una serie di situazioni. Lo abbiamo fatto negli ultimi anni e questa politica ci ha pagato notevolmente. Quindi chi arriva si trova all'interno di un gruppo rodato in cui le regole sono chiare, non c'è molto da andare a capire e così via. Molte altre squadre cambiano totalmente il roster, per cui iniziano a essere squadre, nella migliore ipotesi, a fine anno. Quindi, in linea di massima, questa è la nostra politica. Ovviamente su questo vedremo nei prossimi giorni, perché io do sempre grande mandato da questo punto di vista sia al direttore sportivo che all'allenatore. Ovviamente non sono parte inattiva, però le scelte principali le faccio fare a loro, per cui bisognerà vedere nei prossimi giorni, quando ci sederemo, capire che cosa fare, ma in linea di massima fino ad oggi circa 6 decimi di squadra ce lo siamo portati sempre dietro.
e quindi ci ha pagato nei risultati, ci ha pagato nell'avere un gruppo abbastanza, come dire, affiatato, ci ha pagato anche nell'affezione da parte del pubblico ad alcuni giocatori. Cioè noi abbiamo un allenatore che è 4 anni che è con noi, abbiamo diversi giocatori che sono 3-4 anni che sono con noi, per cui non è banale questo crea anche quel feeling città, palazzetto e affetto alla maglietta, che sono tutte quelle componenti, torno a ripetere, che sono quel di più che ci fa compensare magari i minori investimenti di natura economica. Lei poc'anzi ha rilevato che la presenza tra gli spalti del Palamoncada rispetto alle ultime partite, soprattutto dei playoff promozione, non è stata la stessa delle prime partite del campionato, quando invece vi sono stati meno tifosi, meno sostenitori sugli spalti. Da parte sua dunque vi è l'invito alla presenza alla Palasport sin dalle prime partite del prossimo campionato, e comunque se ad Agrigento fosse disponibile il Palasport Nicosia o l'eterna incompiuta del Palasport di Piazzale Ugo La Malfa, la presenza del Palasport ad Agrigento secondo lei indurrebbe molti più cittadini, sostenitori, ad essere presenti tra le tribune del palazzetto durante le partite della Fortitudo anziché trasferirsi a Porto Empedocle? Non lo ritengo per 2 ordini di motivi. Uno, perché sia il Nicosia sia anche l'altro palazzetto non hanno il numero di posti previsto dal regolamento per fare la 2. Per cui sembra banale, ma avere il nostro palazzetto negli anni ci ha consentito di fare quelle cose che non avremmo potuto fare sia col Palanicosia ma anche con l'altro palazzetto. Tenga conto che noi quest'anno abbiamo dovuto ampliare circa 200 posti per portarlo a 2000 posti il palazzetto, e se si va in A1 ci vogliono 3500 posti. E quelle sono regole inderogabili da parte della federazione. Il palazzetto Nicosia ne conteneva 900 e aveva problemi di sicurezza, ecco, per essere molto chiaro. L'altro mi sembra che non arriva oltre 1400-1500, per cui voglio dire, sono assolutamente è inderogabile il fatto che noi giochiamo a Porto Empedocle dal punto di vista Che ha quanti posti? Anche 3500 per noi abbiamo le 2 tribune laterali che non sono state costruite, ma il palazzetto era stato progettato all'epoca, quando è stato progettato, per creare queste 2 tribune che portassero a 3500 posti. E quindi questo è l'obiettivo che noi abbiamo. Ma non esistono strutture, ma lo dico in tutta la provincia, che possono fare questo tipo di ospitalità, ma non ce ne sono neanche in altre province, per cui levato Trapani, levata Cireale e 2 palazzetti che ci sono che attualmente ospitano il basket, e sono Barcellona e Santo Stefano, non ci sono possibilità per poter, forse c'è Caltanissetta, un nuovo palazzetto, un palazzetto ormai utilizzato, ma è ovvio che andare a Caltanissetta non ha senso, per cui d'altronde poi stiamo parlando di 10 minuti di strada, cioè io onestamente preferisco molto di più andare in un palazzetto come quello di Porto Empedocle, che ha la possibilità di accedere immediatamente alle strade, a tutta una serie di situazioni, e vicino alla città, proprio vicinissima. Agrigento e Porto Empedocle possiamo dire che sono 2 città ma attaccate da questo punto di vista, per cui onestamente io non penso che il problema del pubblico sia un problema legato ai 5-6 km di strada che uno deve andare a fare nonostante il ponte chiuso, ma sia soprattutto il fatto che la gente si debba innamorare del basket. Certo, partecipare a una finale ripresa dalle televisioni con un pubblico in cui si deve contendere il posto, perché materialmente se noi avevamo 3500 posti avremmo messo 3500 posti e 3500 persone dentro, genera quella voglia di farlo. In realtà le squadre fanno un anno di campionato, è lì dove invece bisogna generare, come dire, quella voglia cioè dare quella sensazione ai giocatori che la città lo vuole questo risultato, perché se poi questo secondo me è il vero modo di pensarlo. Tanti si chiedono se vi è la possibilità di ripescaggio, perché non sfruttarla qualora vi fosse ripescaggio, una parola ostica per lei oppure no? No, noi come dicevo prima, chi è all'interno del nostro team sa benissimo che per noi non esiste quella parola, cioè noi anche gli anni passati c'è stato un anno che abbiamo perso i playoff, non in questo modo, perché
ma molto vicina a questo modo. Ma noi non abbiamo mai presentato domande di ripescaggio. La filosofia della società è quella che un risultato va guadagnato sul campo, ma non è solo come dire, una fisima del presidente, ecco, da questo punto di vista. Il basket è come tutte le altre attività, se uno non fa una certa esperienza sui vari campionati, perché un campionato non è uguale all'altro, sia da un punto di vista organizzativo, sia da un punto di vista come dire, di alcune componenti, dal marketing alla comunicazione e così via. Per cui sarebbe facile comprare un titolo cioè, per i soldi che noi abbiamo speso nel passato, potevamo già comprare un titolo di Serie A tranquillamente, non era questo, ma tutte le società potrebbero farlo. In realtà poi però diventa come dire, un fuoco che si spegne subito, perché arrivi in un campionato dove non sei preparato e per quando puoi investire, per quando puoi fare, alla fine non ottimizzi il tuo processo e poi ci sono società che chiudono, ne abbiamo visto tante. Ecco. Lei poc'anzi si è riferito alla crisi del basket, ha citato la crisi del basket in riferimento soprattutto all'ingaggio di giocatori stranieri, americani soprattutto. Lo spieghi meglio? Perché la crisi del basket? Perché ormai in funzione di come sono le regole federali, pochissime società, tra queste poche ci siamo noi, fanno settore giovanile. Perché? Perché il settore giovanile normalmente è come dire, un bacino a perdere, cioè nel senso tu investi del denaro su un settore dove alla fine, dopo 10 anni, 5 anni, ti esce un giocatore che molto spesso non è idoneo ecco, può essere idoneo alla B2, alla Silver, ma non alla Gold. E quindi in realtà io ricordo che quando ero più piccolo io, i giocatori già a 25-26 anni erano vecchi, ora ci sono giocatori che giocano a 37 anni, a 38 anni. E quindi si sta, come dire, affievolendo la quantità, ma penso che questo non sia solo legato al basket, penso sia legato alle abitudini dei nostri giovani. Preferisco molto più i giochi elettronici che a fare un sano sport e così via. Quindi c'è un calo notevole e quindi i campionati superiori vengono infarciti da giocatori che vengono formati in altre nazioni, soprattutto americane, che in linea di massima hanno un costo sicuramente più basso e che ce n'è un grandissimo numero, quando si parla sui mercati di 3.000-3.500 giocatori, per cui alla fine uno fa la cosa più semplice e poi però uno si vede campionati di A in cui ci sono 7 giocatori americani e sono squadre italiane, ma il risultato di questo poi si è visto anche nelle squadre, nelle nazionali, cioè alla fine la nazionale italiana che nel passato era fra quelle che generava buoni risultati in campo europeo, ma aveva avuto anche dei buoni risultati a livello Olimpiadi, oggi sicuramente non ha quel tipo di prestazione. L'Italia di Antonello Riva, di Marzorati, che peraltro inaugurarono il Palasport Nicosia negli anni 80, primi anni 80. Sì, voglio dire, tutti ricordano quei tempi di Meneghin e così via, cioè erano tempi sicuramente differenti dove tra l'altro le società erano premiate se riuscivano a creare un buon giocatore. Oggi i giocatori dopo una certa età si svingono tutti in automatico, le squadre prendono dei parametri, ma torno a ripetere, 10 anni di investimento nel settore giovanile con un parametro di un giocatore se ne paga il 10%, per cui alla fine si è creato un sistema che non incentiva le società a fare attività giovanile. Una domanda che adesso potrebbe anche sembrare spacciata, però per tracciare in modo più definito il quadro, l'assetto della Fortitudo, la sua compartecipazione, compresenza fisica, il suo immedesimarsi con la Fortitudo Mancada, è una passione? È un investimento soprattutto personale dal suo cuore oppure lei ci guadagna anche con la Fortitudo? Io penso che nello sport nessuno ci guadagna, cioè nella maniera più assoluta e sicuramente questo è un percorso che si è iniziato alcuni anni fa dove ovviamente le situazioni economiche erano sicuramente differenti
E quando abbiamo iniziato questo percorso volevamo dare, come dire, un impatto sociale con la nostra squadra, e ovviamente abbiamo scelto uno dei settori a cui io sono molto affezionato, è quello del basket. Ora dico, sono affezionato a tutta la mia famiglia, i miei figli, quindi ognuno poi sceglie, c'è chi sceglie il calcio, però noi abbiamo scelto il basket. E nella creare e lavorare sulla costruzione di quell'area che è stata poi ristrutturata a Porto Empedocle, è stato subito individuato la creazione di un palazzetto, perché vedevamo come un limite il fatto di non esserci impianti sportivi che potessero darci quel tipo, un'opportunità di crescere. Quindi è quello che abbiamo fatto. Di guadagnare le posso assicurare che materialmente è uno sport abbastanza costoso e dove alla fine l'impegno di tante persone che magari vogliono dare un piccolo segnale e così via copre percentuali estremamente limitate. Per cui, ma anche, le faccio solo un esempio, anche per darle un'idea, gli incassi annui sugli spettatori della stagione regolare penso non superano i 30.000 euro e come comprenderete cioè voglio dire, sono i costi del custode e della luce, ecco, da questo punto di vista, per dare un'idea di che cosa stiamo parlando. Per cui è ovvio, io capisco che la gente voglia qualcosa di più, voglia la Serie A, ha assaporato questa cosa, però ci deve essere anche, come dire, la cognizione che altre società che fanno anche la A2 hanno 4.500 spettatori paganti. E per darle un'idea, i 30.000 euro noi li abbiamo fatte nelle 2 partite in casa del turno finale, per cui c'è qualcosa che non torna in tutto questo discorso, per cui capisco che la città sta vivendo un momento economico molto particolare, molto, molto triste, però come dire, io penso che ognuno di noi debba anche capire che non si può pagare uno yacht come il pattino, cioè o uno usa il pattino o usa lo yacht, sono 2 cose completamente differenti. E ovviamente come Presidente questo problema me lo sto ponendo perché è giusto che sia così, anche guardando il particolare contesto economico che stiamo vivendo. Ecco. Peraltro la Fortitudo Basket è legata indissolubilmente al suo marchio, che è il marchio Moncada. La presenza adesso per la seconda stagione in Serie A2, secondo lei sarà occasione per stimolare appetiti di sponsorizzazioni anche di un certo livello, prestigiose, capaci di garantire maggiore foraggio economico? Sicuramente sì, avrò degli incontri nelle prossime settimane. Non è così facile perché, per esempio, io conosco chi si occupa di raccolta pubblicitaria, per esempio per la Grissin Bond di Reggio Emilia che sta facendo la finale scudetto, e mi dice che è stato incaricato dalla FIP per cercare lo sponsor della nazionale italiana agli europei e non riesce a trovare uno sponsor di 200.000 euro, 250.000 euro, per cui il contesto economico nazionale non è particolare, non è bello, per cui sicuramente trovare risorse che possano dare non è facile, però devo essere sincero, io penso che Agrigento ha bisogno più di una partecipazione allargata, cioè se noi riuscissimo a fare gli incassi che abbiamo nelle finali durante l'anno già avremmo un primo sponsor enorme, enorme. Se poi a questo si affiancano le 5-10 aziende che ci sono nella nostra area, ma non a fare cose, ma a comprare un'area, un pacchetto abbonamenti che viene distribuito su 20-30 sponsor, che poi ovviamente facendo attività commerciale lo possono, come dire, portare ai loro clienti, alla fine significa che abbiamo colmato un grosso gap. Cosa che, torno a ripetere, fino ad oggi non c'è stata, devo essere sincero, e preso da altre cose non l'abbiamo neanche attenzionata tantissimo questa situazione, ci abbiamo investito a perdere e basta, però
se vogliamo guardare, ormai siamo in un punto di non ritorno, cioè o si va avanti o si va indietro, non c'è una via per cui se la gente vuole vivere dei momenti magici deve, come dire, venire al palazzetto e dare un minimo di obolo alla squadra. Se materialmente questo non succede, si lascia, come dire, un pochettino a sopravvivere all'interno del campionato che ognuno vive. Non è ovviamente la mia ambizione, devo essere sincero, quindi farò di tutto perché si verifichino tutte queste cose, compreso quella di uno sponsor importante anche esterno alla nostra realtà. Salvatore Moncada è un cittadino di Agrigento, è un cittadino elettore che ha le sue opinioni politiche. A Porto Empedocle nel corso degli ultimi anni Salvatore Moncada ha lavorato bene e in modo proficuo con il già sindaco di Porto Empedocle Calogero Firetto, che poi si è presentato ad Agrigento. Salvatore Moncada prima del voto, se non erro, ha pubblicato una dichiarazione di sostegno alla candidatura a sindaco di Lillo Firetto. Firetto è stato eletto sindaco di Agrigento. Allora, io non voglio dire che cosa ho detto prima dell'elezione, perché qua in questa città purtroppo c'è uno è amico di uno, amico dell'altro, non si guarda mai la città, ecco, questo è il vero problema. Mi è stato chiesto che cosa pensavo dei sindaci e ho detto Lillo Firetto è bravo, perché ho potuto avere, come dire, il metro di come quando vuole qualcosa per la propria città, dell'insistenza che ha, dell'abnegazione che ha raggiunto, tutta una serie di situazioni. Ho detto gli altri potenziali sindaci non li conosco, quindi li conosco, voglio dire, per prendere, cioè, abbiamo magari preso il caffè al bar, quindi non conosco la capacità personale nel poter risolvere problemi enormi come sono quelli di Agrigento, per cui ho detto, per me è bravo Lillo Firetto, non ho detto che gli altri non erano bravi, ho detto io posso valutare la bravura di Lillo. Ovviamente anch'io ho una mia, come dire, una mia idea politica, cioè so che Agrigento non è Porto Empedocle. In questi giorni ho visto anche diverse polemiche sulle frasi dette da Camilleri. Agrigento non è Porto Empedocle, ma voglio dire, uno che stava a Porto Empedocle a lavorare e va in un bar di Porto Empedocle e poi va in un bar di Agrigento, si rende, io sono agrigentino verace, ecco, non sono un oriundo o qualcosa, si rende conto della differenza. Agrigento vive di odi, di io sono più bravo dell'altro senza fare nulla, vive di tanti. È una città strana, è una città che io amo profondamente, ma in cui mi sento molto spesso estraneo perché il DNA non è il mio DNA. Non so se c'è stato qualche germe strano che ha contaminato me o ha contaminato gli altri, ma non è una città che è vocata a fare le cose, è vocata solo a criticare, è vocata solo come dire, ad alzare il fattore negativo su ogni cosa che qualcuno vuole fare. Purtroppo io invito tutti gli agrigentini a pensare che ognuno di noi ha figli e poi qualcuno potrà dire io sono più fortunato degli altri, non mi interessa, io non lo dico per esempio, io non lo dico, ha figli e ha figli che devono crescere nella nostra realtà. Per cui penso che è venuto il momento in cui si generi come dire, un pensare al di sopra delle parti, perché lei mi faceva la domanda del basket. E basket, se questa città non genera economia, nonostante l'impegno, le dico, di alcune aziendine molto piccole che io sono rimasto stupito che ci hanno voluto dare la sponsorizzazione, e le potrei citare, sono una decina, una quindicina, ma qua l'inversione di tendenza di un territorio come il nostro può essere fatta solo ed esclusivamente se si alza una coscienza sociale e civile e se si pensa non solo al proprio io, ma soprattutto si pensa a bene collettivo. In questo ovviamente, torno a ripetere, questi miei concetti dopo le elezioni li ho espressi anche all'attuale sindaco di Agrigento, gli ho detto che sarà molto difficile per lui governare questa città. Se ci riuscirà
e sarà estremamente bravo, se non ci riuscirà sarà un'altra grande delusione da un punto di vista. Però dico, Agrigento è difficilissima da gestire, molto difficile. Tu ad Agrigento non puoi neanche regalare le cose, perché se le regali c'è un motivo per cui le stai regalando. Io devo essere sincero, a Porto Empedocle spesso, ed è una cosa, perdonate, che non è per il caffè, spesso tu entri al bar e la gente ti ringrazia. Io non ho fatto nulla a Porto Empedocle, ho fatto solo quello che era il mio piano industriale. Poi il piano industriale, tra l'altro, che seppure interrotto, ad Agrigento avrebbe avuto un massacro da questo punto di vista. Si è interrotto non per colpa mia, si è interrotto perché sono cambiate le condizioni economiche, e anche le situazioni normative relativamente agli impianti di energia rinnovabile. Ma cioè, signora, l'altra volta c'era una signora, mi ha detto io vorrei ringraziarla, che a prescindere dal fatto che lei abbia potuto fare o meno l'attività, in quell'area ha risanato un'aria. Sa quanta gente, per esempio, la sera finisce la partita la domenica e va a mangiare nel ristorante a Porto Empedocle o nelle pizzerie e così via. L'atmosfera è cambiata, sa quella rotatoria che ha fatto non ci sono più gli incidenti stradali. E allora io dico, alla fine stiamo parlando di 8 km di distanza, noi stiamo parlando di una città, a Messina-Trapani, ecco, per essere molto chiaro. C'è questo DNA che nasce dalla politica, ai giornalisti, è uno spaccato trasversale. Uno spaccato trasversale che purtroppo inquina la nostra città e che penso che la gente deve iniziare a indignarsi, anziché cavalcarla, indignarsi per questo. Le parole di Salvatore Moncada: ad Agrigento non è possibile nemmeno regalare, perché tanti poi si chiedono il perché del regalo. Io giornalisticamente ricordo che nella precedente amministrazione rispetto all'attuale Salvatore Moncada ha incontrato delle resistenze, delle difficoltà ad investire su Agrigento, mentre invece Porto Empedocle si è rivelata terreno più fertile dove poter seminare, coltivare e poi raccogliere i frutti come sono stati raccolti. Adesso l'inversione degli addendi, nel senso Firetto ad Agrigento, rinforzerà in un certo qual modo a favore della città questo connubio, questa collaborazione tra Moncada e Firetto, che si è rivelata efficace per il territorio nel corso degli anni a Porto Empedocle. Ma io oggi non so cosa potrei fare, mentre quando è diventato sindaco a Porto Empedocle Firetto avevo un'idea, avevo un progetto industriale. In realtà oggi non c'è più un progetto, siamo in un progetto di ristrutturazione aziendale con un'idea che guarda molto più all'estero. Ma questo non significa che se avrò da segnalare qualcosa che può essere utile per la mia città, lo farò a prescindere del mio interesse economico o meno. Sicuramente grosse cose mai non se ne possono fare più, c'è sicuramente un ragionamento di piccole cose, e tante piccole cose ci vogliono tante persone che lo fanno. È impossibile oggi pensare, nel contesto socio-economico di oggi, che ci sia solo un tandem o qualche altra situazione che possa risolvere i problemi del genere. I problemi del genere sono veramente enormi. Ma il principale problema dell'Agrigento è quello di cambiare la testa alle persone, cambiare il modo di pensare alle persone, perché, ripeto, Agrigento oggi ha bisogno purtroppo di lavoro, e quello nessuno lo può inventare, penso neanche la politica locale, ma ha bisogno però che ci siano quelle condizioni minime di vivibilità che poi consentono di fare, penso, quello che sia il principale lavoro per la nostra città, che è il turismo. E in realtà ne ho avuto la prova. L'altro giorno sono stato a Sant'Angelo Muxaro, che non è lontanissimo, dove ci sono delle realtà che iniziano a fare un turismo differente. Sono tante piccole realtà, dalle persone che fanno la cena la sera a casa tipica, la cena tipica a casa ai turisti, alle escursioni,
ai vari tour e così via, e così via. Grazie. E allora dicevo, noi di quello dobbiamo vivere, di quello dobbiamo dare un segnale ai nostri giovani, però se poi le nostre strade continuano a essere invase di spazzatura, se comincia, ci sono i topi che camminano a destra e a sinistra, ci sono le zanzare giganti, se c'è il mare sporco, se c'è... cioè, torno a ripetere, è inutile pensare a cose megagalattiche, sono tutte le strade bucate, i muri cadenti. Allora, tutte queste cose purtroppo sono cose in cui l'amministrazione comunale si potrà impegnare, spero si impegnerà in un modo massiccio, ma soprattutto c'è da rinverdire la nostra storia, cioè non è possibile pensare che ci siano monumenti della nostra città che stanno cadendo come la cattedrale, nessuno si indigna. Cioè, io, si è fatta la sfilata per i gettoni di presenza del Consiglio Comunale, giustissima, ma non ho visto ancora una sfilata per la cattedrale di Agrigento, che è la storia dei nostri padri, dei nostri nonni. Cioè, non si può cancellare questo tipo di situazioni. E poi secondo me bisogna iniziare a fare tutta una serie di attività. Noi questo coso ne avevamo parlato nella nostra idea di Vision 2020 quando abbiamo presentato a Santo Spirito, ma lì c'è la fotografia dell'unica strada che può essere percorsa per la nostra città. Questa poi sommata a tante altre attività legate all'agricoltura, alla trasformazione dei prodotti agricoli, alla pesca e così via, attività che si stanno chiudendo, si stanno abbandonando totalmente, è l'unica cosa che noi possiamo fare, cioè lottare in una globalizzazione mondiale. L'ho vissuto a mie spese, ecco, sulla mia pelle, con la fabbrica di pannelli solari, una globalizzazione mondiale in cui noi non siamo pronti dal punto di vista professionale. Prima situazione, siamo bravi, ma voglio dire, una cultura industriale non si crea nell'arco di 3 anni, 2 anni, la cultura industriale si crea nell'arco di decenni. Quindi dobbiamo ritornare a quello che è il nostro passato, farlo in un modo qualitativo e vivere meglio queste cose. Solo così, secondo me, questa città piano piano potrà uscire dall'oblio dove è andata a finire. Ecco. Un risanamento della zona industriale di Agrigento, dove lei ha lavorato, lavora, dove lavora anche l'emittente Teleacras, e il cui degrado, nonostante i proclami del presidente dell'IRSAP, ed è evidente in modo drammatico. Ad esempio, la sera non funzionano nemmeno i pali dell'illuminazione. Un risanamento della zona industriale di Agrigento, così come è stato il risanamento dell'ex area industriale di Porto Empedocle, non è percorribile secondo lei? No, lì secondo me c'è un problema, c'è un accaparramento, come dire, del potere. Questo è successo anche nella zona industriale di Agrigento, in cui esistono i governanti e i sudditi. Sicuramente nella zona industriale di Agrigento è successo questo, perché se i sudditi fossero stati coinvolti in un modo non vessativo, perché ci sono i buoni e i cattivi, ma in un modo collaborativo ed è quello che ho auspicato un momento fa per i cittadini di Agrigento, nella ottimizzare, perché torno a ripetere, io penso che se uno ha un'attività industriale deve avere pure, come dire, la dignità di pulirsi davanti casa. Molti non lo fanno perché non si sentono a casa loro, e questo è il vero problema, è capire se non si sentono a casa loro perché non hanno avuto questo tipo di educazione, o non si sentono a casa loro perché chi è sopra e dovrebbe gestire questi servizi addirittura non lo permette. Io l'altro giorno mia moglie mi raccontava una cosa, ora io va soggetta ad analisi, però sicuramente mi ha sconvolto se è veramente così. È andata dalla sua parrucchiera, la quale raccontava che siccome aveva l'erba alta davanti l'aiuola della sua attività, ha pulito la sua aiuola. Dopodiché gli sono passati i vigili e hanno detto: ma chi ha pulito questa aiuola? Dice, ovviamente sapevano che i vigili
inibiscono di poter pulire aree pubbliche ai cittadini. Io non so se è vero, ma se è vero, è veramente scandaloso, perché tu non dai un servizio, in più non permetti che ognuno si pulisca la faccia davanti a casa propria. Vi è il caso, a conferma, di Marcello La Scala, adesso consigliere comunale del Movimento 5 Stelle ad Agrigento, che è stato diffidato, al quale sono state tirate le orecchie violentemente perché ha pulito di sua iniziativa la Villa Lizzi al Viale della Vittoria. Ma ripeto, io mi vergognerei di questo e spero che il sindaco di Agrigento non ne faccia il podestà di questa città. Questa città è una città che ha bisogno in parte di ampliare il proprio, come dire, la propria carica sociale ed etica soprattutto, e l'altra metà che non ce l'ha, come dire, di immetterla, ecco, questo è il dato di fatto. Purtroppo è così, e se non si fa questo non si esce da questa situazione. Cioè, il fatto che ognuno dica, ah, tu hai sbagliato questo, l'altro arriva, tu hai sbagliato, tu sei quello che ha fatto questo, sì, vogliamo fare. Cioè, questo costringe i ragazzi, io ho i miei figli che sono stati 1 anno e mezzo, uno a Città del Capo e l'altro a Sydney, non volevano tornare. Cioè, io gli ho detto, senti, io gliel'ho mandato, uno mi collabora nella mia attività, l'altro è andato a studiare l'inglese, e quando gli ho detto tornate, ha detto, papà, ma non possiamo restare qui. Cioè, allora, e questo lo dice uno che, voglio dire, mentalmente è abbastanza aperto al fatto di avere figli distanti. Cioè, noi vogliamo che i nostri giovani abbandonino completamente questa realtà, cioè, voglio dire, questa è la strada migliore. Potestà in area industriale, potestà al Comune di Agrigento, potestà da qualche altra parte, e facciano quello che vogliono fare. Cioè, alla fine o uno è cittadino o è suddito, non ci sono situazioni diverse. Purtroppo questa è una città che è stata abituata ad avere una popolazione suddita, tant'è che io stesso ho pagato il conto di questa situazione, perché nel momento in cui ho detto in faccia ad alcune persone quello che pensavo, mi sono arrivate tante di quelle cose addosso e continuano ad arrivare, magari in maniera differenziata. Io ho resistito, molti altri non sono riusciti a resistere, ecco, questo è il dato di fatto. Peraltro, ancora sulla zona industriale, mi consenta di insistere, il potestà al comune e vi è già, e quindi potrà amministrare liberamente e concretamente soprattutto. Nella zona industriale invece la liquidazione dell'ASI ha comportato inevitabilmente, così come nelle altre province siciliane, un decentramento della Stanza dei Bottoni, un accentramento a Palermo, alla sede dell'IRSAF. Ciò provocherà ancora un ulteriore degrado, un'ulteriore emarginazione della zona ASI. Ma no, guardi, è tutto decentrato su quello che riguarda attività industriale. Io ricordo Confindustria, cioè io ero componente di Confindustria e mi ero reso conto che c'era la volontà di distruggere Confindustria Agrigento per non avere un interlocutore qui. E voglio dire, non sono stati quelli di fuori a distruggersi, è stato un solo uomo di Agrigento a distruggere questa situazione. Io non so se sono stato, come dire, lungimirante o sono state le sensazioni o io ogni tanto dico che c'è sempre qualcuno dall'alto che mi guarda e mi protegge da questo punto di vista, ma il vero problema è che non esistono gli uomini soli che cambiano le aree. Non c'è un uomo solo che può cambiare una situazione. Io ero convinto che fosse facile questo, devo dire che addirittura pensavo che tutti gli imprenditori del passato, che dopo la prima generazione, la seconda a mano appena sopravviveva o chiudeva, fossero tutti degli stupidi che non avessero capito bene quello che dovevano fare. Mi sono reso conto che non è così. C'è un territorio che è poco avvezzo alla creazione, preferisce distruggere e non creare, ma lo dico veramente non come uno spaccato trasversale che va dalla giustizia all'impresa, alla politica e così via. Se non c'è un'inversione di tendenza su questa situazione in cui un nucleo di persone cominciano a ragionare con questo tipo di mentalità, cioè con la mentalità che
è meglio fare una cosa che distruggere quella che sta creando quello a fianco. E difficilmente questo territorio potrà vedere un'alba, ecco. È più facile avere un tramonto, ecco, da questo punto di vista. Quindi lei mi parla di area industriale. Io ricordo che quando, ma proprio qua vicino, ci fu tempo fa, agli inizi, quando noi eravamo in Confindustria e dove volevamo viverla in un certo modo, e avevamo trovato una montagna di cartoni e di spazzatura perché qualche delinquente era andato a scaricarle lì. La prima cosa che abbiamo fatto, forse abbiamo chiamato proprio voi, all'indomani mattina abbiamo fatto una conferenza stampa, tutti lì gli imprenditori messi lì a fare una situazione di questo genere. È ovvio che in quel momento l'unione faceva la forza, ha fatto sì che nell'arco di poco tempo tutta l'area industriale fosse pulita. Oggi io ovviamente ho l'ufficio trasferito a Porto Empedocle, che sono venuto presso i vostri uffici, ho visto l'erba e le sporcizie in giro e ho detto guarda, ma come non ci indigniamo per questo tipo di situazione? Cioè come possiamo pensare che un grosso gruppo, per esempio commerciale, possa venire a comprare del gelato o del pesce affumicato o qualche altro prodotto in quest'area alimentare, e vedendo quest'erba, questa sporcizia che c'è in giro, quello si è invogliato a comprare, a prescindere dalle condizioni economiche. O anche investire su un lotto. O anche investire sul lotto. Cioè, è impensabile. Poi noi ci possiamo assuefare quando vogliamo a questo tipo di situazioni. Cioè, il mondo ragiona in un modo diverso e si fa la sua strada. Ed è chiaro che quando uno viaggia, che è così, cioè gli altri stanno crescendo e noi stiamo andando indietro. Poc'anzi Salvatore Moncada ha spiegato che il suo piano industriale attuale è differente rispetto al precedente. È un piano industriale di ristrutturazione aziendale che guarda verso l'estero. Il guardare verso l'estero da parte sua attuale è motivato, provocato dalla vision pessimistica, deludente, ad esempio nel microcaso della zona industriale di Agrigento appena descritta, quindi da una condizione strutturale dei luoghi, oppure prettamente da ragioni di mercato? Ma le condizioni sono due. Una sicuramente è ragione di mercato. Però le devo dire, paradossalmente, visto che mi occupo di energia rinnovabile, io ritengo che se volessimo, ad oggi potremmo fare molte cose ancora nel nostro territorio, soprattutto in termini di spending review. Io ho visto i costi energetici del Comune di Agrigento quando c'era il sindaco Zambuto, non sono mai riuscito a ottenere le fatture dell'Enel per capire dove erano le falle, ecco, di questa situazione. E quindi se lei tiene conto già solo gli organismi pubblici che consumano energia, le faccio per esempio l'esempio, io ho un impianto di produzione di energia qui alla zona industriale fermo, che potrebbe tranquillamente produrre se io chiudessi un accordo con l'ospedale di Agrigento, accordo che più volte in maniera timida sono andato a proporre all'interno non ricordo oggi come si chiama, ASP, ecco. Azienda Sanitaria Provinciale. ASPI, ecco, all'interno dell'ASPI, nonostante noi abbiamo detto che potevamo far risparmiare almeno il 30% dei costi, almeno, non è banale, parliamo di milioni di euro, ecco, da questo punto di vista, non siamo mai stati, come dire, non si è andato oltre sulla presentazione leggera di quello che vogliamo fare. È più utile tagliare i posti letto per l'ASP? Non so, io non voglio entrare nel merito di queste cose, non voglio fare neanche l'omertoso, ma non ho competenza per dire questo. Però ho sicuramente competenza per dire come risparmiare energia. E allora tutto questo ti fa pensare che io non è che sto andando via perché qui non c'è nulla che fare. Non te lo fanno fare, cioè questo sistema non ti fa lavorare. Ma non è solo che non ti fa lavorare, tenete conto che noi abbiamo avuto, come dire, un'attenzione continua da parte degli organi di controllo, sia essi fiscale, sia essi di qualsiasi genere, perché ovviamente siamo, come dire, l'unica azienda di grosse dimensioni, fra le poche aziende di grosse dimensioni, cioè,
Per darvi un'idea, noi con la squadra di basket abbiamo avuto 6 mesi di controllo, sono venuti pure a casa mia, non so che cosa volevano trovare, e tutta una serie di cose. Per cui, sa, alla fine uno dice, ma se io devo stare in un territorio a farmi pugnalare ogni giorno, sì, lascio un'attività che consenta, perché ovviamente il personale anziano che noi abbiamo, quello che è una vita che sta con noi, vogliamo che continui a, come dire, non possiamo piantarlo in asso, ma andiamo in un'altra parte del mondo dove c'è gente che quando sente le nostre idee su come risolvere alcuni problemi ci dice guarda, dobbiamo farlo subito, dobbiamo farlo domani mattina, siamo con voi, vogliamo vedere come fare, e tutta una serie di queste situazioni. E allora, cioè, io dico che la vita di ogni uomo è a tempo e nessuno è eterno, per cui continuo a dire continuamente che io nella migliore delle ipotesi ho fatto 2/3 della mia vita, e se devo continuare a lavorare devo lavorare e non avere solo problemi, ecco, per essere molto chiaro. Poi problemi ci sono in qualsiasi lavoro, ma se sono problemi di lavoro uno li risolve, ma se sono problemi per cui tu non li risolvi mai, tanto vale meglio che vai a lavorare da un'altra parte e ad ogni modo, come dire, porti i benefici di questo lavoro anche nella tua città, perché poi alla fine con alcune società continuiamo a pagare le tasse in questo territorio, con molte le paghiamo nella nostra sede di Milano, ma voglio dire, abbiamo fatto anche una scelta da questo punto di vista strutturale, cioè tutta la parte produzione abbiamo un ufficio europeo a Milano, anche perché Agrigento da un punto di vista anche di alcune, ma soprattutto anche di alcuni articoli, per esempio hanno fatto il giornale locale, cioè noi siamo spuntati, e continuo a dire, ci sono dei giornalacci locali che dopo 4 anni riportano ancora nel proprio sito online e degli articoli veramente vergognosi, e sono ancora lì. Poi purtroppo non ci pieghiamo ad alcune logiche, quindi continuiamo a fare la nostra attività tranquillamente e serenamente, però sapete, oggi chiunque tu vai in un'altra parte del mondo e metti Agrigento Moncada, ti esce subito questo articolo sotto, così. E materialmente ovviamente qualche dubbio lo ingenera all'estero. Ma faccio anche l'esempio, noi abbiamo avuto un problema che alcuni nostri lavoratori... Anche se adesso la normativa di Google consente il ma... rispetto del diritto allora, all'oblio, è comunque una normativa... Io sono d'accordo con lei, ma io non l'ho chiesto il diritto all'oblio, perché voglio vedere quanti anni questo lo terrà lì, perché dice che è l'articolo più cliccato del suo sito. Quindi voglio vedere se lo terrà... Già siamo a 3 anni, vediamo fino a 4, perché voglio capire fino a quando arriverà, per capire quando, se sono l'unico che... se leggono del suo sito solo me, ecco, per essere molto chiaro. Ma a prescindere di questo, dico che questa città deve svegliarsi, questa città deve iniziare, perché, torno a ripetere, noi abbiamo un patrimonio, cioè, io ogni tanto provo a pensare ai nostri avi che sono seduti sulle arcate dei nostri templi e guardano quello che gli succede attorno dopo 2500 anni. E secondo me la parola più idonea che gli viene in bocca, scusate il termine, è questo è un popolo di C. Per un motivo molto semplice, perché i 750.000 persone l'anno continuano a passare da lì. 750.000 persone continuano a passare da lì, li guarda e va via. Quindi solo degli stupidi possono permettere che 750.000 persone passano da lì e metà non restano qui a spendere soldi per un giorno, per 2 giorni, per 3 giorni. Questo è un dato oggettivo. Voglio dire, nessuno può pensare che perché quelle cose sono lì, il turista deve pensare di andare in un ristorante che ti tratta male, che non ti dà bene il servizio, o in una pensione che ti tratta male, non ti dà bene il servizio, o in un hotel che non ci sono quasi più hotel e così via. Questo è il punto dolens di questa cosa. Ed è ovvio che questo spaccato poi, come dicevo, lei lo trova dappertutto. E se noi non combattiamo questo spaccato, Lillo Firetto, questi giorni ho visto foto con lui in veste da papa, potrà essere no papa, il Messia. Addirittura in croce lo potranno mettere, ma non riuscirà, cioè, o c'è veramente un moto popolare, mentale, che permette un cambiamento di questa situazione, lui potrà
nella sua qualità di sindaco, migliorare la pulizia, potrà fare altre cose, ma ci deve essere la volontà dei cittadini di Agrigento di cambiare. Una sorta di ultima chance da parte sua, che ama profondamente Agrigento, come ha dichiarato nella premessa dell'odierna puntata di Tema. 5 anni che rappresentano o la svolta o il precipizio. Ma io dico che ci sono poi dei limiti fisiologici a cui la gente si abitua, cioè lo diciamo, peggio di così non può andare, però poi la gente si abitua a quanto di peggio, c'è. E io ritengo che la voglia degli argentini non debba essere quella di abituarsi, debba essere quello veramente di avere il desiderio di trovare soluzioni per la nostra città. Poi sono tante piccole soluzioni, perché pensare che ci sia un'unica grande soluzione che risolve questo problema è un eufemismo, ecco, a tutti gli effetti. Ma io per esempio vedo moltissimi giovani, faccio l'esempio sempre di mio figlio, io ho un mio secondo figlio che ha deciso di fare economia, è arrivato al testo, ora dice: sai papà, voglio fare economia del food. E ha una profonda logica, io non mi sono mai permesso di, come dire, di invogliare i miei figli su strade particolari o su cose che centrassero la mia attività, ma questa realtà non può fare altro che un buon turismo, un buon food, un buon mare. Non c'è altro. Non abbiamo, non abbiamo già il DNA per fare questo, ma abbiamo gli strumenti per farlo. Non abbiamo il DNA per fare tutte le altre cose, industria, questo e quell'altro. Ripeto, l'ho vissuta sulla mia pelle e me ne sono reso conto ampiamente. Per cui la Sicilia rappresenta ad ogni modo un mercato di 5 milioni di persone. Non c'è uno che produce pasta, ormai non ci sono più, noi cosa tutti. Poi dice sì, ma ormai sono le multinazionali che fanno la pasta. Sì, poi però vai a Gragnano e la pasta la fanno una pasta che quindi è un'entità locale. Le nostre cantine stanno facendo bene, ma potrebbero fare molto di più. Quindi, anche l'olio. Ecco, l'olio, e ci sono tutti i trasformati che possono essere utilizzati dai tonni alle confetture di un certo tipo, a tutta una serie di situazioni. Purtroppo ci vuole una visione, come dire, globale, e in questo le amministrazioni possono aiutare sicuramente a dare un quadro, mettendo al tavolo persone che lo sanno fare, dando un quadro, però poi ci vuole la gente che fa queste cose. Oggi ancora alcune misure che aiutano i giovani a fare questo ci sono microfinanziamenti per i giovani, e quindi tutti i giovani possono fare ma non con l'idea di rubare quei soldi e andare via. Lo start-up. Con l'idea di fare determinate cose, quindi paradossalmente in un momento di grande difficoltà ci sono grandi opportunità. Se uno le coglie, se uno sta ad aspettare, è difficilissimo che possa cambiare questa situazione. Bene, si conclude così l'odierna puntata di Tema. Io ringrazio per essere stato nostro ospite Salvatore Moncada. Grazie anche a voi, gentili telespettatori, per la cortese attenzione. Arrivederci. Grazie. Ad una prossima puntata di Tema. Grazie.